ditemi una cosa, chi è il più grande comico che esista in questo studio? Chi è che vi fa più ridere di tutti? Chi vi fa più ridere ancora più di Riccheggiani? Ah, basta che sono rovinato come cazzo. Dunque, per la serie te li do io i mestieri. Ti fa ridere questo? Non mi è venuto male, Delle volte te li do io i mestieri, parliamo di un mestiere, perché ci scrivono da tutte le parti, ci scrive di nuovo la signora Pina, leggo testualmente, dunque, ci scrive la signora Pina, caro Grillo, c'è uno che sta guardando lì dove è scritto caro Grillo, caro Grillo, sono preoccupatissima perché mio figlio vuol fare il telecronista televisivo. Mio figlio Ughetto di 8 anni. Perché fa ridere Ughetto? Ugone, cosa? 8 anni? Mio figlio Ughetto l'altra mattina, mentre io sbrigavo le faccende domestiche, mi è entrato in camera e ha cominciato a dire: ecco la signora Pina che si avvicina al letto, toglie il copriletto, toglie le lenzuola, toglie il cuscino, toglie il materasso, rete! È completamente impazzito. Dimmi tu come devo fare, come è possibile diventare un telecronista senza sacrificare tutto all'intelligenza. Dunque, signora Pina, per diventare un telecronista televisivo senza sacrificare l'intelligenza direi che è impossibile. Stando a quelli che abbiamo i telecronisti sportivi, che sono quelli della radio, e ce n'è uno in particolare. Vuoi tenermi questo, per favore? Riarrotola, che costano. Il telecronista per il radiocronista è Ciotti, Sandro Ciotti, quello che ha quella vocina. Ecco qui che passa l'Italia. Ameri. Non so, deve averci un tornio nella gola. Infatti lui al mattino si fa degli sciacqui col Niagara, ho scoperto. E per anni tutti gli italiani aprivano la radio e si dicevano, e allora andavano a vedere la sintonia, e non era, invece era proprio la sua voce. Poi passiamo a quelli televisivi, capitanati da Paolo Valenti. Paolo Valenti, il padrino. Il padrino perché quando dà i servizi dice prima tutto lui. Lui dice dunque adesso la partita di Firenze, e spiega com'è stata la partita, poi dice passiamo al collegamento a quello di Firenze. E quello lì è talmente incazzato che ha già detto tutto Valenti, che non sa cosa dire. Ve lo ricordate? Quello di Firenze com'è? È quello tutto che fa. È così e fa. Dunque, ci ha detto tutto tua. Dunque la Fiorentina ha attaccato e ha fatto un gioco maschio, ma passiamo alle immagini. La Fiorentina al terzo del secondo tempo, come passiamo alle immagini. Al quarto del secondo tempo la Fiorentina gioco maschio. E passiamo alle immagini. E non vengono alle immagini. Adesso, tra un'ora e mezza, quando questo schifoso manderà le immagini di un bischeraccio, perché non gli mandano mai le immagini. Poi abbiamo quel collegamento che fa Valenti da Ascoli, Tonino Carino. È quello che tutte le domeniche si rimpicciolisce sempre di più. Infatti all'inizio del programma si chiamava Tonone Carone. Ed è nei posti più incredibili a fare la telecronaca. Nei marciapiedi, è lì, al vento, sempre il vento, e lui nelle docce l'ha messo, con l'acqua aprivano l'acqua. Bubba da Genova, che a confronto Fantozzi è Tarzan, perché lui è che dice, Valenti dice a te Bubba il collegamento, e lui fa Valenti sei troppo buono, Valenti hai ricevuto quella scatola di cioccolatini che ti ho mandato, proprio il più e poi abbiamo uno che mi fa impazzire del tutto. Uno che mi fa impazzire è Rancati da Torino, quello che non ha mai riso. Ha riso una volta nel 61, ma aveva avuto un incubo mentre stava dormendo. È quello così. È l'unico in Europa che continua a dire Causio. Infatti anche Causio ha detto vado via da Torino, vado a Udine, non ce la faccio più a sentire una cosa. È quello. Poi abbiamo
Poi abbiamo da Napoli Luigi Necco, quello che lo tengono in una gabbia perché è sempre attorniato da napoletani che gli fanno delle cattiverie pazzesche. Lui che dice sempre, dunque, Napoli, e vedi i tifosi dietro abbarbicati a questa, e scurnacchia! E lui, Napoli, scurnacchia! Poi abbiamo il massimo, Martellini. Martellini ce lo ricordiamo nella telecronica, finale del campionato del mondo, Germania, io lo sapevo. Finale, l'Italia vince il campionato del mondo. Nelle case, almeno in casa mia madre prendeva le tende, buttava il mio nonno giù dai tavolini, dalle finestre. Per le strade ho visto il mio commercialista sull'ape in mutande, Forza Italia! Conquisteremo anche le Falkland! Un casino terribile! E Nando Martellini, quando è stato nel massimo, nell'euforia, ha detto: la trasmissione va in onda nonostante lo sciopero per non privare il grande pubblico del grande spettacolo. Roba da infinito. Ma l'ultimo telecronista è quello dell'automobilismo, è Poltronieri. Poltronieri detto l'orso yogi. Perché è sempre... Infatti lui fa delle telecronache all'automobilismo per gli affari suoi. Lui segue una macchina, vedi un incidente di 70 macchine fuori strada e lui continua a dire, l'Auda sta affrontando la chicane, ecco l'Auda che sta affrontando la chicane, a un certo momento c'è uno così e l'Auda che fa. È 2 ore che sono qua, cosa sto affrontando la chicane? Aia! Anche questa puntata è finita. Allora la massima di questa sera, cari ascoltatori, è: per non sapere né leggere né scrivere faccio il giornalista. Firmato Gianni Minà. Grazie a tutti, ciao.